È una famiglia chiusa nel dolore, quella di Vanessa Ballan. Non se la sente di parlare, di rilasciare dichiarazioni, è troppo grande la ferita. Al campanello dell'abitazione dei genitori di Nicola Scapinello, il marito di Vanessa, non risponde nessuno. Preferiscono rimanere in silenzio, almeno per il momento, e si affidano al loro legale, l'avvocato Simone Guglielmin. La famiglia c'è e io ci sono con la famiglia. Non lasceremo nulla di intentato, cercheremo di presenziare ad ogni atto che ci sarà consentito vagliare e quindi la famiglia dimostra con questo di innovare profondo rispetto per la memoria della povera ragazza. All'esame autoptico sarà presente anche un consulente delle due famiglie, Ballan e Scapinello. L'incarico è stato affidato alla dottoressa Paola Confortin. La famiglia ha deciso di assegnarmi il compito di nominare un consulente tecnico che possa associarsi al consulente tecnico della Procura per lo svolgimento migliore delle operazioni di accertamento tecnico irripetibile. Credo sia opportuno e necessario fare chiarezza. Ma c'è da fare chiarezza anche su un altro punto. Che cosa non ha funzionato dopo la denuncia di Vanessa? Il caso è stato effettivamente sottovalutato? I familiari vogliono far luce anche su questo aspetto. La famiglia intende andare a fondo. Io credo che qualcosa non ha funzionato nei termini che sono stati riferiti dallo stesso procuratore della Repubblica. È evidente che qualcosa non ha funzionato e credo sia interesse di tutti, sia i soggetti coinvolti nel procedimento, sia della collettività, giungere a conoscenza di quelli che possono essere stati i punti di debolezza di quell'indagine.